fra pochi secondi. Ecco, siamo in diretta. Bene, guarda là, chi è quello? Come si chiama? L'ultimo acquisto. Chi è? Come si chiama? Bea questa. Lei è Bea. Bea. Figlia di mamma cane da pastore. Che bella. Con il piccolone. Sì, è nata il 3 gennaio. Ah, è proprio fresca. Bene, guarda che ben ritrovati. Siete nella stalla? Che tempo, eh? Con sta storia ci siamo chiusi in casa. E cos'altro rimane a fare? Senti, allora, io qua sono, vi lascio parlare, presentatevi, io vi conosco già, ma siamo in questo programma, fra virgolette, che ho chiamato Filò Veneto, dove vogliamo fare una chiacchierata così informale con degli amici più o meno conosciuti, perché le persone sono persone a prescindere dalla loro fama e dal fatto che siano meno conosciute. Io vi ho conosciuti e penso che sia una cosa interessante per tutto il pubblico che ci guarda conoscervi e capire cosa fate. A voi la parola. A noi la parola. Raccontateci la vostra attività. Siamo qua nel nostro ambiente. Non so se si vede chi abbiamo dietro. Si vede. Bene. Queste sono le nostre caprette. Per chi ha letto l'articolo che ci hai fatto tu, un bellissimo articolo, e adesso stiamo partendo per fare la mungitura della sera. Vi lascio un attimo. Che si fa di solito? Un attimo, perché ho i cani che stanno abbaiando. Aspetta che chiudo il portone intanto. Ok, intanto parliamo con Arianna. Sì, dimmi Pio. Arianna, allora quante sono le caprette? Aspetta perché non ti ho sentito, vai. Quante sono le caprette? Guarda, adesso più o meno ne avremo circa una settantina, tra grandi e piccole. Ne abbiamo poco più di una trentina in mungitura e con loro appunto ricaviamo il nostro latte che utilizziamo tutto quanto per fare i nostri prodotti, quindi dai formaggi alle ricotte, la panna cotta, la roviola, abbiamo tante cosine. Prossimamente inizieremo anche col fare lo yogurt che tu non hai assaggiato, e adesso che andiamo verso l'estate inizieremo anche con uno stracchino. Facciamo l'esperimento, magari ti avremo come ospite degustatore. Volentieri, guarda, ho già avuto occasione nella prima volta che ci siamo visti di assaggiare i vostri formaggi e posso dire veramente che sono innovativi per il fatto che non si sente proprio il sapore della capra, è come se fossero dei formaggi, dei prodotti di alpeggio di grande qualità e si vede che c'è la passione e il cuore che ci mettete. È merito delle caprette, sai? Sono loro che ci danno questo latte. Super. Faccele vedere un po', facci una panoramica sulle caprette. Guardate che belle. Queste quanto tempo hanno? Queste qua sono le prime che abbiamo comprato. Queste hanno fatto il terzo parto, praticamente hanno 4 anni, hanno fatto il terzo parto a gennaio. E adesso ne abbiamo aggiunte, abbiamo messo dentro assieme a loro le 5 delle prime nate qui nella nostra azienda, in modo di fare 2 gruppi più o meno omogenei per poter fare la mungitura tutto l'anno. Qui abbiamo una parte, questi sono i piccoli nati quest'anno, sempre molto affettuosi. Sì, vero. Guardali.
Queste qua sono appunto una parte delle piccolette nate quest'anno, che adesso vediamo se abbiamo qualcuno che ci aspettava, sì, ci aveva chiesto di avere delle piccole da svezzare per partire con una nuova attività anche loro. E di qua abbiamo le figlie delle nostre vecchie. Qua sono le prime e le seconde nate qui in azienda, che oggi, questo te lo ricordi? Sì, sì. Questo è il nostro rosso, e adesso l'abbiamo dentro con le femmine, che faranno il primo parto adesso verso i primi di ottobre. Ho capito, bene. E l'altro, come si chiama? Mario? Tony è una settimana che l'abbiamo riconsegnato ai suoi proprietari, l'abbiamo riportato ai ragazzi che ce l'avevano prestato per questo periodo. I ragazzi di Fregona? I ragazzi di Fregona, di Sarmede proprio. È ritornato a casa. Dopo 2 anni e mezzo di villeggiatura qui in quel di Follina, l'abbiamo riportato a Sarmede. Senti, una domanda, come vi ha cambiato la vita questo coronavirus? Ha avuto qualche impatto sulla vostra attività o siete riusciti a barcamenarvi in qualche maniera? Diciamo che abbiamo avuto la fortuna di poter fare le consegne a domicilio alle persone, e per noi è cambiato poco, perché con gli animali sinceramente mattina, mezzogiorno e sera necessitano sempre di essere accuditi, di dargli da mangiare, di fare la mungitura, perciò noi non ci siamo praticamente mai fermati. E l'unica cosa che abbiamo avuto è quella di sì, abbiamo introdotto la consegna a domicilio nei nostri comuni qui limitrofi, per poter portare ai nostri clienti il nostro prodotto. E sinceramente, essendo tanta gente a casa che magari, sai com'è, il guardiano del quartiere, si vedono l'un con l'altro, va, chi è quello, cosa ti ha portato? E abbiamo avuto anche qualche nuova conoscenza, qualche nuovo cliente. Con il passaparola abbiamo lavorato anche in questo periodo. Sì. Quindi siete riusciti a mantenere saldo la vostra attività nonostante tutto, diciamo, ecco. Sì, sinceramente sì, da questo punto di vista. Una bella cosa, sì. Anche perché sono prodotti che non possono rimanere in giacenza e quindi vanno consumati subito, e sarebbe un disastro diversamente, no? Sì. È vero. Sì. Bene. Infatti abbiamo rallentato soltanto un pochino nella produzione dei freschi, però facevamo appunto su ordinazione. Scusa, ma questo vuole live anche lui. È qua che si sta facendo le coccole. E quindi voi fate delivery, no? E cosa volevo dire? Il take out non funziona da voi? Cioè, possono venire a prendere anche là da voi e portare via o no? Sì, da noi, aspetta che mi sposto perché sennò qua c'è il rosso che... Già dalla scorsa settimana? Sì, da noi già dalla scorsa settimana, quando hanno aperto, abbiamo già dei clienti che sono venuti, vengono a prendere il prodotto da noi. Sarebbe meglio magari previo telefonata, così cerchiamo di preparare la spesa, quello di cui hanno bisogno, o altrimenti o il WhatsApp. Senti, se mi dai il numero, io ce l'ho qui, ma se mi dai il numero di telefono lo metto sotto, così qualcuno che ci sta guardando, se vuole chiamare. Allora ti lascio quello di Arianna, che lei meno male sempre che gestisce lei le vendite lì a casa. Allora 340 411 29 45. Allora adesso lo mettiamo qui, vediamo se ho capito come funziona sta roba. Bravissimo.
Eccolo là, esatto. Arianna, ok. Vediamo chi sta guardando, se è interessato. Sì, chiamando questo numero via WhatsApp potete ordinare i prodotti veramente ottimi. Io l'ho assaggiato, sarà che 2 mesi fa, non so, adesso è passato. Anche 3. Sarà stato il nostro articolo è uscito il 18 febbraio, sei stato là attorno proprio prima, 15. Prima dell'emergenza, sì. Esatto, esatto. Veramente qualcosa da provare, veramente chi è fortunato di passare da quelle parti là venga a provare i vostri prodotti, perché li fate proprio con amore e si sente, insomma. Grazie. È la passione che vi spinge, no? Dopo, fate questo? Da quanti anni fate questo ormai? Beh, noi abbiamo fatto un 5-6 mesi di esperimenti e abbiamo il laboratorio da 1 anno e 1 anno e mezzo. Dopo con le capre abbiamo iniziato con gli svezzamenti, era settembre 2017. E mi dicevi grazie tante anche alle PPL. Esatto. La PPL è quello che ci ha permesso e ci ha dato l'input per partire con questa bellissima esperienza, perché veramente con una burocrazia molto snella ed un gran supporto da parte del personale dell'USL siamo riusciti, con impegno, con del sacrificio, comunque siamo riusciti a mettere in piedi questa bellissima realtà che ci sta dando veramente delle belle soddisfazioni. È davvero una bellissima iniziativa della Regione Veneto, le PPL, piccole produzioni locali, ed è davvero un ottimo e validissimo punto di partenza per tanti giovani o chi ha voglia di mettersi in moto e cominciare qualcosa come abbiamo fatto noi. Ti aiutano, ti sostengono, ti danno tutto il supporto che serve e poi si riesce a creare, insomma, quello che siamo riusciti a fare anche noi. Quindi davvero lo consiglio a tutti quelli che hanno voglia di cominciare qualcosa. Sì, diciamo che dopo la PPL non comprende ovviamente solo i latticini, comprende gli insciaccati, comprende le confetture, le marmellate, le conserve, il miele, il pane. C'è un diciamo, direi tutto il mondo agricolo, volendo, potrebbe girare attorno a questa iniziativa. E quello che mi sembra di aver capito è che azzerano la burocrazia, vero? Sì, praticamente abbiamo una burocrazia minima e, come ti ripeto, abbiamo, almeno noi per la nostra provincia, abbiamo trovato del personale dell'USL che realmente ci ha aiutato veramente. Noi abbiamo iniziato, diciamo, ancora quando avevamo, tu hai visto il laboratorio, che praticamente sono i nostri garage di casa trasformati, e abbiamo iniziato questa collaborazione con i veterinari dell'USL ancora quando eravamo in fase di progetto con la casa, praticamente. Perciò abbiamo già studiato il sistema PPL ancora diciamo quando questa realtà per noi era solamente, come possiamo dire, un sogno, un'idea, un obiettivo. Tu Arianna sei anche insegnante, insegni ai bambini e mi dicevi in inglese ti sei specializzata anche a formare le insegnanti di inglese, no? Sì, certo. Ecco, e avevi un sogno iniziale, quello di trasformare questa in una dillo tu. Sì, in una fattoria didattica, esatto, e questo
è il mio sogno e sarà insomma l'obiettivo che ho, e pian piano magari ci vuole un po' di tempo, però alla fine sono sicura che lo realizzerò. E quindi questo è quello che vogliamo creare nella nostra azienda, appunto una fattoria didattica bilingue, perché io voglio appunto offrire ai bimbi e anche alle loro famiglie 0-11 anni questo percorso di fattoria didattica con il corso di inglese e appunto con gli animali, le nostre caprette e i prodotti che noi facciamo, un percorso poi annuale, e quindi cercare di creare anche queste relazioni e questo contatto con le famiglie, con i bambini, una volta alla settimana per tutto il tempo dell'anno. E ecco, questo è il mio progetto e spero che in breve si riesca a realizzare. Quindi un pensiero positivo in tutta questa storia anche del coronavirus, che cerca di distanziarsi in ogni maniera. Ma infatti saranno delle regole e delle modalità da seguire, ma sicuramente si tornerà a interagire anche un po' più a distanza, magari, vero? Ecco. Infatti in questo periodo questa parola distanziamento sociale, che forse non avevamo mai usato prima, no? È un po' entrata a far parte del nostro quotidiano, però insomma pian pianino con tutto quello che c'è da fare ed è necessario fare lo supereremo e ritorneremo alla relazione di prima, forse ancora più bella, ancora più forte e duratura, perché comunque questo periodo qua penso che abbia insegnato un po' a tutti quanto invece è bello stare assieme agli altri, condividere tante cose, passare il tempo assieme, sorridere, lavorare assieme, parlarsi, e credo che abbia fatto riflettere, no, questo periodo. Sicuramente. Voi che siete lì con la natura in mezzo agli animali, così avete visto qualche cambiamento, qualche miglioramento anche dal punto di vista naturalistico, o è rimasto tutto uguale, abbastanza uguale? Nella natura. Diciamo che in certi casi vedi che la natura stava un po' tornando a farla da padrona. Nel senso, quel periodo, avevamo fatto il primo periodo quando c'era il blocco totale, e noi quando rientravamo dalla stalla, che magari già alle 8:30 era già buio, e ci sembrava di vivere in un film. Rientravamo a casa praticamente con le strade vuote, deserte. Ho detto, sarebbe una gran cosa aver spento anche le luci dell'illuminazione pubblica per far sì che gli animali si potessero rimpossessare per un po' di quel che è il loro territorio. Veramente sì, questa è stata una cosa. Ci sono viste delle scene di animali anche sì. Interessanti. Bene, allora direi se c'è qualcosa che volete aggiungere, che volete far sapere al pubblico che ci sta guardando, in particolare, a parte queste novità dello yogurt e dello stracchino che volete rilanciare, non so, gli orari in cui possono venirvi a trovare, dove siete ubicati, per esempio? Allora, noi siamo a Follina, il nostro mini caseificio, che è poi appunto anche il nostro spaccio, il punto vendita dove accogliamo i clienti e dove appunto si possono recare per acquistare tutti i nostri prodotti, si trova a Pedeguarda di Follina, l'indirizzo è via Marzolle numero 13 e noi siamo lì, e qui appunto abbiamo i nostri prodotti.
quindi qui ci trovano. In questo periodo ovviamente siamo abbastanza a casa tutta la giornata, perché chiaramente come hai ricordato tu, io sono anche una Magic Teacher e la scuola appunto è chiusa, per cui io sono a casa tutta la giornata. È sempre meglio comunque contattarci via WhatsApp o messaggio o una chiamata per sapere appunto quando è meglio venire, così ci accordiamo su un orario. E siamo sempre lì anche il sabato e anche la domenica mattina, comunque ci trovate. Abbiamo la nostra pagina Facebook, Capra Mursiana di Arianna e Walter, e lì spesso postiamo un po' tutti i nostri prodotti, le cose che facciamo, quando lavoriamo, e quindi la ricotta fresca pronta, quando facciamo qualcosa di delizioso come può essere la panna cotta, di solito lo pubblichiamo, e quindi ci trovate anche lì e ci potete anche contattare direttamente sulla nostra pagina, ecco. Benissimo. Allora, niente, direi intanto grazie per la disponibilità di questa diretta che mi aiuta a lanciare il mio piccolo spazio così live, e sono contento di averlo fatto con voi. Magari fateci un'ultima panoramica sulle caprette e poi ci salutiamo. Ecco, guarda che bene. Sono tutte qua in attesa di mungitura. Sì, adesso bisogna mungerle. Sì. Bellissime, bellissime le capre murciane che vengono dalla Spagna. Bene, ora Walter e Arianna vi abbraccio virtualmente e alla prossima. Ci vedremo. Grazie mille, un bacione. Quando avete pronto lo yogurt ci risentiamo. Senz'altro. D'accordo. Ciao Pio, ciao, grazie. Grazie, ciao.